buona domenica, una domenica tutta in rosa. Francesca Farina, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Che bello, questa sera abbiamo il palco di rosa vestito. Di solito sono accompagnata da maschietti, invece finalmente stasera con una femmina. Sono felice di questa cosa, ce la prendiamo tutta una noi. volta ogni tanto ti vengo a trovare. Direi che lo devi fare più spesso, brava, esatto. Questa domenica sera, di solito la domenica sera è il momento più rilassante di tutta la settimana, anche se si ha il pensiero che l'indomani si torna al lavoro, però voi rilassatevi che adesso ci pensiamo noi. Relax, sorrisi, divertimento e più? Che ci mettiamo? Più ci mettiamo allegria. Allegria, brava. Dobbiamo fare però una cosa importantissima, dobbiamo ringraziare in primis quello che è il nostro sponsor. Sto parlando di Autovip, di Alessandro e Antonino Puglisi, che si trova al Viale della Regione numero 15 a Catania. Ragazzi, per qualsiasi cosa dovete acquistare una moto, una macchina, dovete prendere in affitto, oppure dovete cosa. affittare. Esatto. Dove devono andare? Da Alessandro e Antonino Puglisi. In via della Regione 15 a Catania. Se magari ci state ascoltando da fuori, volete venire a farvi una vacanza in Sicilia e venite appunto a Catania, raga, la risposta noi ce l'abbiamo solo ed esclusivamente Autovip. Tra un pochino ogni volta mi dite: ma dove te le compri le macchine? Dove te le sei presa la tua macchina? Da Alessandro Puglisi e Antonio Puglisi. Ce li abbiamo qua, adesso sì, ce li abbiamo qua insieme a noi. Potete anche chiamarli per qualsiasi genere di informazione allo 095 1696 7982 oppure al numero telefonico che è il 347 6410 880. Durante la serata non vi preoccupate, ricorderemo ancora tutte le varie informazioni. Sapete che su Bella diamo il meglio per quanto riguarda i consigli, quindi per macchine, moto, non solo la macchina, anche il motorino, insomma qualsiasi cosa, Autovip, raga, non c'è risposta migliore che loro. Via della Regione 15 Catania. E soprattutto a prezzi piccolissimi. Non ci n'è concorrenza, non ci possono stare Dareri. Completamente dietro che prezzi non ci possono stare. Andate, chiamate per una qualsiasi informazione e vedete che come stiamo dicendo noi. Allora, Fra, stasera, in questo momento siamo io e tu, stiamo aprendo la puntata in rosa, volevamo proprio questo, tra un pochino arriveranno anche Massimo Fiore insieme a Patrizio, che saranno gli altri due protagonisti della serata, che staranno proprio insieme a noi, ma io direi che sei tu che devi inaugurare il tutto. Che ne dici? Ok. Tra l'altro è uscita la nuova canzone. Spiegami un attimo che sta succedendo. Tutte patturi in nascera. C'è sempre un di una motivo. Discussione ci fanno pirati, abbiati dei scali. Scippatini capiti? Sì. Ci scippai a uno a uno. Hai fatto bene, hai fatto bene. Mi disturbava. Che voleva? Io volevo cantare. Una mattina mi sono alzata, volevo cantare. Si pattivo perché mi chiamava Robacconi. Sto da sta radio, come mi toppoliavo da porta. Niente, come toppoliavo da porta. Con una pirata via dei scali. Vediamo. E tutto quartieri s'affaccia. A diventare tipo un animale. Niente, cose ne ci fanno. Ascoltiamo questa vicina, quello che ha combinato. Stamattina una pezza di pazza la medicina si mi scappò tutto il quartiere, non si capiva più niente. Avevo solo voglia di cantare e io si partiva un troppo male, già che mi sta antipatica e chissà non l'hai potuto mai dire. I daga fa budello notte e giorno s'acchiappa sempre, non ci taglia mai. Di sera è nata sbagliata e appena ci la via consumai. Una pirata plai dei scali e tutto quanto eri s'affaccia a diventare tipo un animale, a magari mio marito si scanda. Ci scipai i capiti a uno a uno. A come
matricame vicina, era così tranquilla, mancava solo Ida, questo buongiorno non lo scorda più. Diventai tipo un focolaro, addirittura chiamano i pumperi. Lei che gridava ancora continuava, voleva avere ragione. I giacaietta uscinotte chiamo, io una parola non le rido mai, anche quando mi fa le cose apposta, stavolta però io la consumai. Una pirata ai dei scali e tutto un quartiere si affaccia a diventare tipo un animale, che magari nel marito si scanda, ci scippa i capiti a uno e lei ancora che si lamentava, ma quando la giornata che una stamattina a Cumatrica mi vicina, era così tranquilla, mancava solo Ida, questo buongiorno non lo scorda più. Ci scippa i capiti a uno e lei ancora che si lamentava, ma quando la giornata che una stamattina a Cumatrica mi vicina, era così tranquilla, mancava solo Ida, questo buongiorno non lo scorda più. Ai ai ai, chi mala vicina! Ah, sentiste che mala Ma scena? chi mala vicina! Vieni, sediamoci, anche perché ci mettiamo belle comode, Franci, che stare tutto il tempo all'impiedi con i tacchi non è proprio il massimo. Queste vicine, no? Parliamo, perché è brutto ingaggiare i mali vicini. È una cosa grave. Penso... Una volta si diceva meglio una mala sogra, no, meglio una ma quale? Peggio la mala sogra c'ha mala vicina? È vero. Niente, perché la sogra bene o male è per casa sua. Esatto. Ma vicina, è come se che fosse lei è presso porta, non esiste. Ci sono quelle Non che poi esiste. fanno i dispetti, quelli brutti. Certo. Che si mettono lì e ne combinano di tutti i colori. No, mi fa le cose apposta. E perché avere una vicina di sopra che quando scotola la tovaglia e ti butta tutta la roba della tovaglia da mangiare nel balcone? Ne no, da vogliamo cioè una parlare? cutuletta andò balconi. Una cutuletta, dissi, ma che è sta cutuletta? La signora Già. era pronta Lei? per mangiare. Ho trovato una cotoletta perché era con parete, scelto. Non si può, raga, la cotoletta, ci mancavano solo le patate. Ci mancavano solo le patate. I patate si l'aveva mangiato. Si l'ha mangiato, c'ha La cotoletta si scudava a mucchiata in tovaglia. Si Era- sa scotolare. Nante. Assumicchiamo. Senti, allora salutiamo tutti gli amici che sono collegati su TikTok, sul tuo TikTok che Certo, follower, vi saluto, certo che vi saluto. e noi di qua abbiamo il TikTok di Bella, quindi salutiamo un po' tutti. C'è Annuzza, Nino Sansica, Vale e Paolo, abbiamo Santa Lombardo, Vittoria e poi ancora Vincenzo Bua, Alessandro, c'è anche Vincenzo Fazzino, poi Vale e Paolo che vogliono dedicare una bella canzone. Adesso ce le abbiamo anche le canzoni d'amore, non vi preoccupate, ce la dedichiamo qualcuna, vediamo come. La canzone d'amore. dopo Si vedi che non hanno una vicina. Cacciano una fastidio, se nunca. Certo, volevano che da vicina. Scappavano da casa, via. Ringraziamo sempre il nostro sponsor, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, sempre grazie ad Vi Autovip. raccomando, sempre Dai. Autovip, Alessandro e Antonio Puglisi. Prezzi amici, non ci ne possono buttare scappi. Non ci Nessuno. può buttare scappi, nessuno. Prezzi piccolissimi. Nendi. Ve lo dico io, come ho trovato i dici, ma che è pazzo? Ma
scemo pazzi, scelto. Queste cose solo loro le possono fare. Solo loro. Alessandro e Antonino Puglisi, tra l'altro il programma è stato interamente organizzato da loro, quindi insomma li ringraziamo anche perché questa domenica se siamo in compagnia insieme a voi è solamente grazie a loro. Esatto. Via della Regione 15 a Catania, ragazzi, facile, semplice, chi non conosce Via della Regione. E vi dico che hanno tutti i tipi di macchina che cercate. Piffino Ferrari. Di vero tu già tutto? Ci andiamo a prendere io e tu i Ferrari. Ah no? Ce ne andiamo tutte e due in giro. Hanno motocicletti, cose di lusso. Vado a fare facci dico mamma mia, quando vado a fare i videoclip io devi venire da Alessandro. Io i macchine sempre da Alessandro. Prezzi piccolissimi. Tra l'altro c'è l'opportunità questa sera, se avete voglia, di telefonare, potete chiacchierare con noi. Se avete voglia di parlare con Francesca lo potete fare. Basta che non manzuttati, non chiamate panzuttati. E i belli di Bella sono buoni, sono dolciosi, non ti preoccupare. Quindi se volete potete contattarci allo 095 87 39 658. Questo è il nostro numero telefonico che conoscete tutti quanti a memoria. Tra un pochino inizieremo a prendere qualche telefonata che già sta squillando. Quindi che dici, Fra? Prendiamo un po' il pubblico che ci ascolta da casa, dai, certo. Chiacchieriamo, vediamo un pochino chi ci cerca. Pronto? Pronto? Sono Salvo, Cangelosi. Aspetta, n'ha già avuto una mazza, n'ha avuta. Che hai detto? Non ti ho sentito bene. Sono Salvi. Sei? Sono Salvo di Palermo, Salvo da Palermo, ciao Salvo, buonasera, come stai? Ciao Francesca, come stai? Bene, grazie. Ci stai guardando in TV stasera? Sì, che bella voce che hai Francesca, bella voce che hai. Grazie. Stasera ci divertiamo con Franci, quindi fino alle 21:30 stai con noi, mi raccomando, e se vieni a Catania, auto VIP, ok? Una bella canzone, ma la devi che Cianci. Mi dica. Vuole dedicata una bella canzone? Quale vuole dedicata? Una bella. Allora ci dedico chi si mangia. Che si mangia, e fumano. Così belli, così buoni. E fumano. Te la dedichiamo tra un pochino. Lei che mangia lei stasera? Il pollo, piangi il pollo. Pollo? Le cosce della polla non si chiama pollo, si chiama... E tacchino. No, c'è tutto tacchino. Polla, si chiama polla. Al femminile, il pollo è maschio, la polla è femmina. Non so polla, piangi. La polla. Va bene, tra un pochino te la dedichiamo, va bene? Un bacio, ciao Salvo, ciao tutta Palermo. Salutiamo tutta Palermo che è sempre presente. Continueremo a rispondere alle telefonate, ragazzi, quindi 095 87 39 658. Facciamo un altro brano, Franci, anche perché adesso quanti brani abbiamo fatto? A che quota siamo? Allora, 12. Ma io voglio anche, a parte Francesca Farina. E ora ce n'è uno che sta per arrivare. Ma... aspetta, ancora con la vicina è uscita da poco, è uscita questo mese, già ce tu. N'è no, già siamo in preparazione. Ok, c'è il nuovo certo. Parla dei figli. Quindi è bella, una cosa importante. Questa l'ho voluta. Allora, io scherzo e ironizzo sempre nelle mie canzoni. Però questa, anche se è un po' ironica, ma non tanto, più di altro parla di sentimenti dei genitori attraverso i figli. Ok, quindi l'amore di una madre e di un padre nei confronti dei propri figli, che magari ogni tanto li fanno arrabbiare, fanno uscire fuori. Allora, più che altro sono riflessioni di un genitore che pensa alla crescita di un figlio, quando poi i pensieri, cose che ti runano con niente, quindi cose un po' diverse. Aprile la farai uscire questa? Sì. Quindi aprile ci sarà già questa uscita, la stiamo lanciando così, preparatevi, anche se comunque tu un altro brano importante l'hai fatto già. Sì, quello di Sant'Agata. Esatto, ora ne parliamo, prendiamo un'altra telefonata che è caduta. Diciamo, tu hai fatto un altro brano molto importante che è quello di Sant'Agata. Sì, ho voluto fare un omaggio alla nostra padrona. Esatto, ed è una preghiera sotto ogni punto di vista, quindi se per caso vi è scappata che non l'avete sentita, ascoltatela perché è davvero molto bella, molto riflessiva. Si la trovano su YouTube, per te se andai tuzza. Esatto, va bene, facciamo così, facciamo un altro brano, anche perché fino alle 21:30 abbiamo tanto di cui parlare e tanto di cui chiacchierare. Continuate a mandare i vostri salutini su TikTok che sono davvero tantissimi. Un abbraccio forte da
Priolo da parte di Vincenzo Fattino, lo salutiamo. Poi c'è anche User78 che non lo so chi è, Caterina. Certo che ti salutiamo, ha chiesto mi salutate? Salutiamo Caterina. Tu che ti saluta. Un bacio tesoro. Va bene, allora arrivati a questo punto ci sono tanti brani. Volevo dire questa cosa, hai mai pensato di voler fare un album una volta che già hai 12 brani? Hai mai pensato di chiuderli? Sinceramente già ne ho fatte 12 sì, canzoni. E infatti questo dico, hai mai pensato di chiuderle? Ho pensato, ma sinceramente non penso proprio che lo farò, perché comunque la gente interagisce su YouTube. Ok. Quindi una volta che interagisce su YouTube, su Spotify, come si dice Spotify? Spotify. Non penso proprio che comunque ancora ci sia qualcuno che si comprerà il CD. Però insomma, sai cosa? Ti dirò, è sempre una bella cosa avere il pensiero dell'album fatto. Senti, visto che ha chiamato Salvo da Palermo e stava mangiando il pollo, sì, c'è una canzone dove si parla di palestrati che mangiano sempre pollo, quelle barbe lunghe che si curano tutti. Che ne dici se andiamo con quella adesso? Che sono tutti convinti che si curano questi maschietti. Gioventù di oggi. Che ne dici? La gioventù di oggi casturiuno sempre come acchiappare i soldi. Sti giovani applicati che telefonini stanno sempre imballati e questi Vilogna ogni canzone. Aspetta, tu sei partita troppo presto. No, perché mi sto emozionando. Stava cercando la canzone che non era pronto. Tieni che ti parte, vai. Ragazzi, dividi, sticcate in vostri su. Sapete chi mi diceva sempre mia nonna? Francesca, 20 anni passano e non tornano più. E ora voglio sapere quella pensa come a me. Ci stanno assai piffari, si capisci? Nura davanti allo specchio stanno sempre. E quando una già si rindo bagno, purtroppo mi aspettare sempre ai tre. Non si prima rimenziono, la notte svegli che non hanno sonno. Sti carotazzi su troppo moderni, chiamando TikTok e stanno sempre. La gioventù di oggi casturiuno sempre come acchiappare i soldi. Sti giovani applicati che telefonini stanno sempre imballati. E pudiva filoni tutta rifilati quando su convinti si tingioni capisce su pari cui ci paruno più belli. Ai, questa gioventù come va a fare? Certo, sono tutti perfettini, si mi va una palestra, si allenano i muscoli per farsi vedere da noi donne. S'allenano magari io ne festa, picchi bibi ormai una fissazione, per loro esiste solo la palestra e più funghiari fanno come pazzi, misurano anche l'alimentazione, soltanto un po' di pollo e verdurine, il tutto senza olio e senza sale, perché dicono che li fa ingrassare. La gioventù di oggi casturiuno sempre come acchiappare i soldi. Sti giovani applicati che telefonini stanno sempre imballati.
Questa gioventù di oggi, ragazzi, però è bello anche andare a cantare un po' quella che è la verità. Perché parla comunque l'adolescente di oggi, la gioventù di oggi. È diverso. Tutti sti ragazzi con dei vilogni, tutti rifilati. Completamente. Quando io avevo tipo 15-16 anni, che ancora Sì. veramente, ragazzi, io giocavo con le Barbie, ancora erano le prime esperienze. Adesso è tutto uno sviluppo molto precoce. Cioè già che mi mettevo lo smalto, ragazzi, che non esisteva nemmeno con la Kiko né Waiko, non esistevano Vero, questi. verissimo. Quindi avevi solamente quelle profumerie un po' più importanti perché non c'erano tutti questi franchising, e l'unica cosa che facevi ti mettevi quello smalto nelle unghie, no? E ti sentivi E già ti sentivi strafiga. importante. Ti sentivi tipo ho lo smalto nelle unghie. Ora per dire ci sono le unghie finte, 3 A metri parte di le unghie. unghie ci sono quelle station. Esatto, cioè che veramente A volte, è cambiato troppo. sono belli, ma a volte inguardabili. Esagerato. Aia. Anche perché io una volta per curiosità mi sono un po' informata, no? Sì. E mi hanno detto la mattina te le devi pettinare. Tu ti Ecco. ammagini la mattina appena ruspicata che ti vai Ah, a no? pettinare le sono Ma bellissime. difatti io le ho messe per un periodo perché Sì. le ho usate, Sì. ma niente, non sono cose per me. Insopportabile. Io sono un tipo veloci. Brava, ecco, così come in cucina, Brava, veloce. brava. So che Già io la mattina mi alzavo con di extension al contrario, sembravano ventagli e tise. No, andavano bene. No, lo so. completamente. Per oggi è tutto cambiato, è vero, ci sono queste barbe. Quando all'epoca, quando già ti spuntava il primo baffetto, Ma te lo ormai dovevi- queste barbe tutte rifilate ormai sono moda. Vero. Sono moda. È vero, è verissimo. Quindi E sembrano tutti uguali. e il problema è questo. Ma io mi confondo. Aspetta. Cioè, faccio, ma chi doveva ma magari chi studiava, ma chi doveva, ma sono tutti sti mascoli oggi. È vero, è difficile. Che poi possibilmente quando si leva la barba nemmeno lo riconosci. Non lo riconosci Ti fa, ciao, più. scusa, ma chi sei? Vero. Ma come? Abbiamo anche mangiato insieme. Veramente. Così. Ma da dove sei uscito? Un ieri assettato. Ma in quale tavolo? Aspetta, quale sera? Andiamo con un'altra telefonata. Che cascò. Nel frattempo io avevo letto un messaggino che c'era di dice a Francesca se mi saluta un bacio da Messina. Lui è Liuni, lo salutiamo. Certo, Liuni ti saluto. Certo che ti saluto. Liuni si chiama Michael. Mi fai salutare da mia zia Francesca. Ok, eccolo. Prendiamo un'altra telefonata. Massimo Michael si chiama. Trapani anche. E dobbiamo poi salutare. volevo mandare un bacio, visto che ho nominato Michael, mi viene mio figlio. Certo che sì. Volevo mandare un bacio a tutti i detenuti e soprattutto a mio figlio. Un Lo bacio. salutiamo. Perché io so che comunque ci seguono. Bella radio la seguono. Prendiamo un'altra telefonatina. Pronto? Pronto? Ciao, chi Buonasera, sei? Ciao. sono Grazia che seguo Francesca. Grazia con la Ciao, maglietta. Grazia. Ciao Francesca, finalmente ti posso parlare. Ciao tesoro. Ti volevo dire grazie. Grazie perché riempi le mie giornate, tu e Santo. Grazie perché mi dai un sorriso. Grazie a te che ci segui. E riempi tutte le mie giornate. Questa Sempre. è una delle cose più belle, perché Grazie. è bello far sapere anche a chi ascolta, a chi guarda e chi sente che Francesca riesce a far star bene chi realmente vede chi è Francesca. Sempre, Quindi non è l'apparenza, esatto. è il cuore. Brava, quindi questa è una delle telefonate più belle, grazie, che ci possono essere. Credo Io che gli mando un Francesca bacio, mi dispiace che non li posso seguire per come vorrei, però li ammiro tantissimo. A noi già ci Questo. basta. Esatto. Le parole bellissime che hai detto già mi bastano. E io ti mando un bacio e un forte abbraccio. Anche a te Francesca, anche a Santo. Grazie. Va Da dove bene? ci segui? Da Castello. Aci Aci Castello. Castello. Un bacio a tutta Aci Castello. Grazie tesoro Anche per a aver voi, Grazie. buona serata, Aspetta, buon c'è una canzone di Franci che ti piace di più rispetto alle altre? So che sono tutte... mio figlio la canta, chi si mangia, chi si mangia. chi si mangia. Quella arriva. E già se ne sono associate due. Come si chiama il piccolo? Andrea. Dopo gliela Un bacio dedichiamo. ad Andrea. Un bacio ad Andrea, grazie mille. Ciao, grazie. Un bacione, buona serata. Ciao, ciao. Rimani con noi. Ciao Gioia. Rimanete tutti con noi perché fino alle 21:30 saremo qui. Ringraziamo sempre, se siamo qui, grazie a chi? Solo ed esclusivamente ad Autovip. Autovip. Esatto, ricordiamolo sempre ragazzi, Viale della Regione 15 a Catania.
macchine, moto, qualsiasi cosa, andate da loro. Per tutte le varie informazioni li potete contattare al 347 64 10 880. Di pronto? Pronto? Ciao Francesca! Buonasera. Ciao, mi la dedico una bella canzone dedicata a Marco Bello di Augusta. Che la devo dedicare? È un amico mio, si chiama Marco Bello. Allora la prossima canzone sarà dedicata a Marco Bella di Augusta. Poi mi dai il CD quello tuo. Gli devo dare il CD? Ancora la Sì. Maffari. Visto che cercano i CD, abbiamo parlato di CD. E poi mi deve portare alla radio che mi deve fare la foto con Mary. Con Mary, va Ok. bene Nino. Mi porti tu alla Nuccio, radio, bene? magari mi Ciao, ciao. Nuccio, un bacione, ciao. Devi sapere che Nuccio chiama sempre. Ah, sì? Vuole i CD di tutti, vuole le ok. fotografie, vuole tutto, capito? Di quanto tempo che chiama? Si fece tutta bacheca della musica, ce l'ha tutte. Altra telefonata e poi ci fermiamo con un altro brano. E dopo prendiamo le altre, non vi preoccupate che risponderemo. Vai, di pronto? 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 Chiamo... Chi sei? Pronto? Ciao, sì, ti sentiamo, dici. chiamo da Catanzaro. Volevo fare un saluto a Francesca. Ciao tesoro. Che la seguiamo tutta la mia famiglia da Catanzaro. Grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Ida. Ida, la famiglia come vi chiamate di cognome, così dopo vi dedichiamo un brano? Famiglia Ruggero e Gigliotti. Ruggeri, ok, dopo gli dedichiamo. Ruggero. Potete salutare anche mio fratello Giovanni. Ciao, e mia mamma Giovanni. Francesca. Certo che sì. Hai una canzone che preferisci? Quella là Chi si mangia. Sono tre. E spopola chi si mangia, è il primato proprio, il primato. Sì. Va bene. Ti mando un bacio tesoro. Anch'io. Ciao Gioia. Ciao. Ciao. E un bacio a tuo fratello Giovanni. Grazie. Ciao bella, un bacione grande. Ciao. Ciao. Noi potremmo andare avanti con le telefonate perché qua non si fermano, però c'è anche chi vuole sentire cantare. Quindi, allora, Chi si mangia, visto che è una tra le più richieste, la cantiamo tra un pochino perché possibilmente si Se ne associeranno aggiungono altre telefonate. sì, esatto. sicuro. Quindi mandami quest'altra veloce e poi facciamo cantare Francesca e poi prendiamo le altre telefonate. Vai. Pronto? Sì, buonasera, chiamiamo da Catania. Buonasera. Chi siete? Francesca! Chi sei? Sono i ragazzi che ci siamo incontrati alla Gerosa. Ho capito zia Rosa, però non ho capito il prima. Ci siamo incontrati dalla Gerosa. Ci ha incontrati dalla zia Rosa, sì. E chissà quante persone incontri tu dalla zia Rosa. Lo so. E come si chiama? Sono Luigi. Gigi. La cremeria? Scusa, mi è venuto spontaneo. Ciao Gigi, dici tutto. Quindi volevo dare un grandissimo bacio alla mia figlia Ginevra. Sì. E poi volevo dedicare la canzone Femminetta Masculito. Femminetta masculino, se bella. Femminetta come ciurice monanno, su invece mascolo. Ora dopo la cantiamo, stiamo per arrivare. Ok Grazie, Gigi. Francesca. Ciao. Ciao, una buona serata. Io Rimani un con bacio. noi. Cantiamo, non vi preoccupate che le telefonate ora le continuiamo a prendere, state tranquilli. Femminetta mascolino? Sì, le la dedico. Dai, a Gigi. A Gigi. E la cremeria. Scusa, mi viene spontaneo quando lo sento. Ormai passano i primi 4 mesi e ora finalmente si capisce. Si sta arrivando bello masculino oppure femminetta come mamma. Un anno che sicuro reso fatti di chi conosce sti proverbi
tutte agitazioni. A mamma io faccio su sotto tensioni. Non voglio trattenere le emozioni. A zia è pronta rapida bottiglia. In festeggiare insieme con la famiglia. Un zio fa discussioni che cucini. Se chiappuno piccola a battiare. Se femminetta come giudice monello. Se mascoli tu si porta poi cuido. A mamma Gancio faccio invece emozionato. O può capire solo quello ci ha passato. Se femminetta sarà tanta contentezza. Se invece mascolo sta gioia sarà stessa. A ziacconando ancora fa una discussione. Non già finiscono di fare confusione. Chi lo sa, in quanti baby shower hai partecipato con questa canzone? Di solito quest'anno sono di più i maschietti o le femminucce? Allora, c'è un misto frutta. Un misto da frutta. Un misto frutta. Che poi questa cosa comunque è vera. Dall'antichità che si dice se la pancia è rotonda è maschio, se è appunta è femmina. Come che è, bro? Aspetta che stavamo facendo qua noi conversazione. Pronto? Le femmine Pronto? Ci Ciao dica. Mary. Chi sei? Sono Stefi. Stefi. Ciao Stefi. Ciao Francesca. Ciao tesoro. Io comunque ti seguo su TikTok. Grazie. E chi non la segue Francesca su TikTok? Tutti la seguiamo. Sì, io la seguo sempre, sempre a Francesca. Mi piace quello di più che fa Catania Today. Ah, da Catania a Dubai. Stefi, mi fai morire. L'abbiamo battezzata stasera. Catania Dubai. No, se Catania Dubai Non avevo capito. Va bene tesoro, se quello è il ora te la dedichiamo. Ora te la dedico, Gioia. Ok, grazie Francesca. Grazie. Ciao Stefi, Gioia, un Ciao bacione. tesoro. Ciao bella. No. Ciao Gioia. E va bene, l'emozione, Stefi, sei emozionata, capito? Io la ringrazio perché quella è Catania Dubai. Però ecco. Catania Today un po' come viene in coppo perché se mi stampano già Gioia non sa fino a che punto. Bene, no, Francesca Farina con il suo brano Spopola. Certo. Così non è bello un titolo del genere? Con il brano spopola, nel senso fa tanto rumore, no? Quindi ci fa piacere. Salutiamo e ringraziamo sempre Auto VIP di Alessandro e Antonino Puglisi, autonoleggio, tutto quello che serve per poter andare comodi in città. Ragazzi, a Catania, andate in via della Regione 15 a Catania e affittate tutte le macchine che volete, motorini, moto, qualsiasi cosa. Vi diamo sempre il numero telefonico. Questo, ragazzi, non è per Bella Radio, è il numero di Auto VIP. Potete contattarli al 347 6410 880. Ora il prossimo brano faremo Catania Dubai, però passami qualche altra telefonata perché tanto abbiamo ancora tempo. Dai, pronto? Pronto? Ciao, sono Buonasera. Salvatore della Sicilia. Da dove chiami Sicilia. Salvatore? Della Sicilia. Sì, da quale parte della Sicilia? Da quale parte? Anche noi siamo in Sicilia, Salvatore! Provincia Castelletto, Ok. Scemi. Bene. Scemi. Dici tutto, Salvatore. Voglio dedicare qualche brano a qualche ragazza. Aspetta, apriamo un dibattito. Qualche o ce n'è una in particolare? Non capì, quante ragazze ha? Qualche ragazza. Ma qualche ragazza che... Salvatore, aspetta, tu non è che ce lo puoi dire così questa cosa? Non ho capito. Lei vuole dedicare una canzone a qualche ragazza? Sì. Ma in che senso, Certo, Salvatore? qualche Quante fidanzate... Certo, qualche ragazza. Aspetta, la cerca.
Aspetta, la vuoi trovare qua? Facciamo strano amore. Allora, voglio farvi un appello. Aspetta, prima vediamo che cosa cerca. Come la cerchi, Salvatore? Cerchiamo di capire come la vuole. Certo, perché a cui io intanto ci Come stava questa presentando ragazza una. che c'aveva il microfono. Ah? Come quella ragazza che ha fatto quello brano, questa ragazza. Non capisci? Aspetta, come la vuoi? Allora, quanti anni hai, Salvatore? 49. 49. Lei quanti anni deve avere? 43. Allora facciamo dai 40 ai 49, ti va bene? Il suo ideale di sì. donna. Come la vuoi? Alta, bassa, prosperosa, magra? Come deve essere? Grossa. Grossa, certo, ci piace tutta la carne. Certo. Poi la vuoi bionda, la vuoi scura, come la vuoi? Scura. Scura. E poi, quindi la vuoi grossa, scura, quindi mora. Occhi? Sì. Castagni. Ce l'hai qualcuna che corrisponde a queste qualità? Aspetta, vabbè, ci posso fare mangiare qualche fette di carne di cavallo su vecchio, così da poi- grossa, non ce n'è problema, la possiamo sistemare. Non si preoccupi che se non è grossa, La facciamo il mangiare. tempo di una settimana addevo a carne di cavallo. Va bene? Lei ingrosserà in una settimana. Salvatore, Sì. noi facciamo l'appello. Se qualcuna si vuole proporre... Senti, ma ti cambia la... Aspetta, ci hanno messo anche la canzone. Ti cambia se... Cose neuri ci sono. Salvatore, la Sì, vuoi di sì. Caltanissetta o va bene di qualsiasi parte della Sicilia? Beh, non è che ci possiamo trovare a Cantanissetta, eventualmente si sposta. In caso tu ti puoi trasferire? Sì. Vabbè, è disposto anche a trasferirsi. Se qualcuna corrisponde... Franci ce l'ha qualcuno in mente. Se noi Non si troviamo... preoccupi, io per bissare i Questa matrimoni ragazza sogno al cantata numero è carina. uno. Questa Ci sto ragazza più facile a cantata è sciamarli, carina. però va per bissarli Ci proviamo magari a bizzarli, dai. No, ogni tanto di besso, non mentre che sciammo. Va bene, Sì, questa Salvatore, ci ragazza- proviamo. C'è Va questa bene? ragazza che ha cantato è carina. Grazie. Grazie, Salvatore. Carina. Va Se bene. poi mi puoi chiamare tu. Va bene, ti chiamiamo? Non capire, le chiamare io? La chiamare di piccolo da darci la ma fidanzata. guardi, io la posso chiamare se gli trovo la fidanzata, no? Perché io, Talia, sei una confusione a mia casa. Salvatore, ti faremo sapere durante la puntata. Guardaci e vediamo se la troviamo, va bene? Va bene. Ok, A ciao posto. Salvatore. Una buona serata. Ciao Salvatore, abbiamo fatto anche l'agenzia, ragazzi, se cercate marito, cercate moglie, ci siamo noi stasera, va bene che qua Notte troviamo? Devi fare anche la canzone così, cerchi qualcosa tipo cerchi marito, cerchi non cerchi ce n'è moglie, problema. non lo so, Ora inventa qualche ora in live vi farò strani amore. trovo l'autore che ti scrive una canzone del tipo Amici di TikTok, da domani nelle live apriamo l'agenzia di strani amori. accoppiamo. Accoppiamo. Momento accoppiamento. Catania a Ti Dubai. piace sta storia? Cerchiamo Ci di piace? trovare compagno o buon compagno. Intanto Comunque, Catania a Dubai. ad Antonio Pulisi ci piace questa storia. Piace questo elemento. Andiamo. Da domani agenzia matrimoniale. Parli di noi, ma che ne sai? Sei sempre pronta a entrare nella mia life. Troppo invidiosa, forse gelosa, e ti nascondi dietro un profilo fake. Anciutti a tutti con i commenti, ma si tacca utile dare inerenti. Scegli tu, la gelosia ti fa male alla testa. Parli di me ma di tu chi ti interessa, e mi commenti che non saccio cantare. Mi pare mia che tu mi si copiare. Tu fai la pazza, su c'è una festa, taccana l'ansia e si depressa. La gelosia ti fa male alla testa, se c'è coraggio prova dimmelo in faccia. Non mi conosci, tu che ne sai? C'è chi mi segue da Catania a Dubai. Sono me stessa, non cambio mai. Arrivo sempre, magari a mezzo e guai. Anzi a tutti, con i commenti, ma si tacca pure le dare inerenti.
La gelosia ti fa male alla testa, parli di me ma di tu chi ti interessa, e mi commenti che non saccio cantare, mi pare mia che tu muli si copiare, tu fai la pazza, su c'hai una festa, tagliana l'ansia e si depressa. La gelosia ti fa male alla testa, se c'è coraggio prova a dimmelo in faccia. Tu fai la pazza, su c'hai una festa, tagliana l'ansia e si depressa. La gelosia ti fa male alla testa, se c'è coraggio prova a dimmelo in faccia. Tagliana l'ansia e si depressa. La gelosia ti fa male alla testa, se c'è coraggio prova a dimmelo in faccia. Ai. Catania, Dubai, ha voglia di gelosia se ce ne sta, Fra. Quanta ce ne sta di gelosia? Tanta, troppa. Ha voglia. Che poi con questi social forse si è accentuata ancora di più. Molto di più. Ha Perché voglia. la gelosia purtroppo è stato uno di quei sentimenti che ha sempre fatto parte della vita, ma oggigiorno c'è più cattiveria Allora, e gelosia ti rispetto che proprio sta uscendo. Ti dico una cosa, io non pensavo che la gente potesse essere così gelosa e cattiva del niente, perché io alla fine sono una ragazza normale come tutti noi. nasciuta da niente, cioè io non sono niente, non sono nessuno, non potrei mai essere qualcuno in più di quello che già faccio, non sono una cantante, posso fare l'intrattenitrice in qualche serata. Allora, sai qual è la tua qualità? Che riesci a dare simpatia e sorrisi a chi ti guarda, e chi non capisce e non percepisce questo significa solo che ha gelosia, è la verità, È la verità. perché Francia è una ragazza di cuore buono. Vieni qua, facciamoci una foto, ve lo dico perché tutti insieme. Ve lo Ok. dico perché io la conosco e so chi è, e vi assicuro che è di un'umiltà, ed è bello quando anche parla dietro quel telefono e ve le dice in faccia. Perché così? Ma mi scappano, perché è la mia realtà, io sono fatta così. Non è niente io preparato. le cose mi scappano, dico una faccia e poi fai io non bene. ho niente, Lo so. Chi se le conserva e invece perché c'è dietro Quella è qualche gente altra cattiva. cosa. Quella purtroppo sì. È vero. Allora, questa serata, appunto, come avevamo detto, non saremmo dovute essere sole. No. Noi finora abbiamo fatto tutto di rosa vestito. Adesso faremo di rosso e di azzurro, va bene? Perché così prima ci fu masculino e femmineddu, e abbiamo appunto i due maschietti che dovevano essere anche loro qui insieme. Sì. Quindi li accogliamo e li facciamo arrivare, che sono arrivati con un poco di ritardo. Dovevano essere qua alle 20, sono venuti alle 20:46. Dimmi tu se è normale, ma poco importa, l'importante è che sono arrivati. Stiamo parlando di Massimo Fiore e Patrizio. Buonasera ragazzi, Buonasera Massimo. Buonasera, ciao Mary. Ciao Massi, come stai? Purtroppo è successo un casino stasera. Dov'è Patrizio? Non c'è lui? Patrizio ancora è fuori. Va non è bene. arrivato. È successo un casino. Ce l'abbiamo, buonasera. Ciao Francesca. Buonasera, ragazzi. Mi è venuto a prendere, sono rimasta in piedi, si è rotta la macchina. Neanche mi sono Devi cambiato. chiamare Autovip. Si rompe la macchina, sei a piedi. La risposta è come ti si rompe la Autovip. Siamo qua per questi. Siamo qua per questo. Anche soccorso stradale Non sono fanno arrivato autonoleggio, neanche soccorso- a vestirmi. Ma infatti Ah, lui è un Pupanini. collaboratore di loro. Esatto, cioè, lui è Patrizio. un... Infatti è arrivato 100 euro cinesi. Stanno lavorando. Non è vero, non si picchiano 100 euro. Non è... Sta stiamo dicendo parlando una di pezzi bugia. modici. Mettiamoci 100 in euro, ma qui posizione. a Lendini, però. Mettiamoci in posizione Ah, foto, pare raga. sì. Dai, 1, 2, 3. Grazie. Ora lo sponsor lo facciamo. Mi avete lasciato la porta aperta. Mi avete lasciato la porta aperta. Monelli, non si fa questo. Comunque, ragazzi, ben arrivati. Scusatemi, però in questo momento, se non faccio tutto io, ecco, non. I ragazzi, allora, visto che comunque la puntata
Chiudetela la porta però voi, non mi fate fare di nuovo avanti e indietro. Visto che comunque la puntata è stata organizzata da loro e sono loro appunto che hanno voluto questa serata qui su Bella, e stiamo parlando appunto del nostro sponsor Autovip, che ricordiamo sempre si trova in via della Regione 15 a Catania. Autonoleggio e qualsiasi cosa, ragazzi, potete contattarli tranquillamente. Noi abbiamo qui Alessandro e Antonino che ovviamente non potevano mancare, quindi ragazzi buonasera. Un applauso agli sponsor. Eccolo qua serata. Antonino. Ale, vieni, buonasera. Non ho capito, agli sposi o agli sponsor? Allo sponsor. Agli sposi. Allo sponsor. Vieni Ale, mettiti avanti. Allora, facciamo la foto e poi chi vuole parlare tra Alessandro e Nino ce lo dite, mettetevi in posizione. 1, 2, 3, cheese. Con chi parlo? Chi parla con me? Ale? Senti, qualcuno a parlare, che mi fai? Il piccolo Nino, parla tu con me, passagli il microfono. Buonasera Nino. Innanzitutto grazie per aver organizzato questa bellissima serata, che ci stiamo divertendo davvero tanto, e soprattutto chi a casa si sta divertendo, perché dato le enormi telefonate il telefono continua a squillare. Tra un pochino vediamo, non so se più riusciamo a prendere telefonate. Dicevamo, voi vi trovate al Viale della Regione numero 15 a Catania. Sì. Si può trovare di tutto. Allora, autonoleggio, abbiamo detto anche soccorso stradale, qualsiasi cosa, spiegaci un pochino. Allora, trattiamo tutto: autonoleggio, vendita di auto, moto, comunque di tutti i generi, sia di bassa di cilindrata che alta cilindrata, soccorso stradale, va un po' di tutto. Esatto, ma soprattutto c'è tantissimo davvero rispetto per il cliente, perché cercate di accontentarlo. Questo sì. Diciamo che chiunque può venire da voi, che la soluzione si trova. I pezzi sono piccoli, sempre, la non soluzione c'è si il trova. loro forte è la serietà. Esatto, e soprattutto su quello posso garantire. E vi sentite a casa. Grazie. Siete aperti, diciamo quasi Siamo aperti tutti i giorni, l'unico stacco che facciamo è dall'1 alle 4, magari per pranzare, pausa pranzo, ma quello ci sta. In ogni caso c'è il numero telefonico dove potete contattarli, che appunto è il 347 6410 880. Voi chiamate, loro vi rispondono, cortesia e soprattutto serietà, come ha detto Franci. Siete a casa, si può trovare subito una soluzione, quindi da noi è una grande famiglia. Esatto, un po' come qui da Bella. Famiglia, esatto, conosciamo perfettamente questo senso e lo conoscono bene anche loro. Ragazzi, se noi ve ne parliamo è perché sappiamo che vi potete fidare. Antonino e Alessandro Puglisi, Autovip, via della Regione 15 Catania. Facciamo un applauso al nostro sponsor. Un applauso. Vi facciamo entrare in chiusura, che salutiamo insieme. Volevo fare un piccolo saluto. Vai. Volevo salutare mio zio Alessandro Marino, che ci sta guardando da casa, e Marcello, che doveva essere qua con noi stasera, però non è potuto venire. Non mancheranno occasioni, ne avremo di altre. Grazie anche a te Nino. E allora, visto che sono arrivati anche Massimo, noi ancora qui dobbiamo fare un sacco di cose, senza chi si mangia e chi si mangi. Allora facciamo l'ultimo brano con Franci e poi rimango con Patrizio e Massimo, ok? Franci, sì, dobbiamo fare quella. Sì, per forza. L'hanno richiesta nelle telefonate. Blocchiamo le telefonate al momento. Al momento fermiamo le telefonate e ve la dedico a tutta la gente che ci sta seguendo, perché comunque so che ognuno di voi questa vi piace. Ve la dedico a tutte le telefonate che ancora stanno arrivando e che comunque dopo daremo la parola, lascio la parola a loro. E continuiamo con Chi si mangia. Vai che suona il gallo, suona, canta il gallo. La sveglia suona presto la mattina, a mattinata, e faccio sale e scendi di sta casa. I vicini ti ascoltano sempre scupa, stiro e lava. E come vi si gira? Non ci penso io, puccia a pensare. Ma poi arriva sempre mio marito e la domanda è sempre la stessa. Certo! Chi si mangia, così belli, così buoni. Chi si mangia, così veloci. E quando para, tu da stare
la cantiamo tutti, è inutile. Ce ne sono tantissime altre belle, ma come si dice, la prima è la prima e ci ha azzeccato. È stata quella che ha spaccato. Ma perché è venuto con questo, e lo stile tuo era questo, e le live, tutti i video erano questi. Chi si mangia? Le ricette veloci. E le ricette veloci. Quindi è per questo, capito? Identifica quella che è Francesca. Poi ovviamente per lavoro escono altri brani come Femmined e Masculiddu, che è quella in base alle occasioni dove ci si trova, e poi tutto quello che è la realtà, perché Franci cantando ci racconta la verità in modo ironico ma reale. Allora io a volte ironizzo, ma a volte racconto un pezzo di me. Esatto. Tipo quella di Sant'Agata, ho raccontato i miei sentimenti. Quella non si può paragonare. Esatto, quella non si può paragonare ad un brano. Certo, quella è una preghiera. Quella è un'altra cosa, come quella che poi verrà fuori un po' più ironica, ma quella dei figli. E poi quella prossima, la prossima canzone che sta per uscire, quella dei figli, è dedicata ai figli. Come l'amore dei genitori, i figli. I figli. Va bene. Allora, tu devi andare, giusto, a quanto ho capito, quindi ci dobbiamo salutare, però sicuramente non mancheranno occasioni, ci faremo qualche altra serata insieme, che ci siamo divertite. Ci siamo divertite tante. Mi spiace che i ragazzi non c'erano. Ok, gli sponsor annunciano che ne faremo un'altra. E ci divertiremo con la Baldoria, sì, grazie. Siamo pronti a tornare? Eccoci, siamo ritornati. Allora, Francesca adesso andrà via, stavamo dicendo che Auto VIP ha dato conferma che ci sarà un'altra serata, quindi torneremo sicuramente. Franci, vuoi fare qualche salutino veloce? Sì, volevo salutare tutti gli amici che mi seguono ogni giorno nelle live 2 volte al giorno, sia a pranzo che a
a cena. Volevo salutare tutti i detenuti, compreso mio figlio, con un grosso bacio. Volevo salutare tutta la gente che ci segue dagli ospedali. Volevo salutare tutta la gente che ci vuole bene e che ci rispetta ogni giorno. Vi mando un bacio a tutti e ci vediamo presto. Grazie alla volevo ringraziare Autovip. Assolutamente. Franci, noi ti ringraziamo e ci vediamo prestissimo, ok? A presto. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie a Francesca Farina, grazie amore, questo lascialo a me. Lo mettiamo qua. Dove è andato Massimo? Come stai? Bene, sta arrivando subito Massimo. Che è veramente da un sacco che non ci vediamo. Sì, con il lavoro. Vabbè, ma quello ci sa. Guarda, fino a quando si lavora, bene. Quando non si lavora è un guaio, quindi meno male che insomma. La coppa ce l'ha Nino. Vabbè, ma tu puoi confermare, proprio per Autovip lavori, quindi insomma, sì. Quello che abbiamo detto, ragazzi. Io a parte cantante mi occupo della media di auto proprio con la grande famiglia Puglisi. Esatto, e lì sei a casa. Sì. Va bene, Patrizio. Io voglio fare una canzone che a Nino piace tantissimo, una canzone che me l'ha richiesta proprio apposta. Okay. Cuore mio. Ok, quella di Gianni Celeste, sì, giusto? Sì. Quindi apriamo con questa? Sì. E allora si torna a cantare insieme a Patrizio con questo brano bellissimo, appunto, Cuore mio. Tutto per Alessandro e Nino. Andiamo. Cuore mio, se tu ci crederà d'amore nascerà. Microfono. E ti porterà lontano dove il cielo poi finisce, ma poi nasce solo, asciutto dall'amore. Cuore mio, che da passato non c'è da credere. Ecco come notte un componeva che ora lo voglio che mi pagare la vita, ma non ci sta vicino a me. Nino! E poi c'è strada tu cammino faccia gente, perché sempre a te non chiudo fisso rinda mente. Non c'è sta piacere di da vita che ci perde, non c'è sta che lo rimane, te lo porti via con te. Forse tu non sai caretta a me, tu resto sempre, non ti ho scordato vita mia, manco di stante, dammi un'occasione, non sai come sto male, dammi ancora che sto bene, perché devo solo Alexa, cuore mio, che papagasso può farti ritornare, venderesti l'anima, facesse cose pazze, amore sempre vicino, per non farlo andare via. C'è strada tu cammino faccia gente, perché sempre a te non chiudo fisso rinda mente, non c'è sta piacere di da vita cose perde, non c'è sta che lo rimane e lo porti via con te. Forse tu non sai caretta a me, tu resta sempre, non faccio scordata vita mia, anche un istante, dammi un'occasione, non sai come sto male, ma ancora che sto bene, perché devo solo sai caretta a me, tu resto sempre, non ti ho scordato vita mia, manco di stante, dammi un'occasione, non sai come sto male, dammi ancora che sto bene, perché devo solo Grazie. Il prossimo brano, veloce, vediamo veloce. Bello, bel brano.
che abbiamo riproposto. Allora, Massimo, vieni qua. Vai, Fiorellino. Perché adesso, ragazzi, facciamo poche chiacchiere. Ale, Nino, se vi volete sedere, qua c'è lo sgabello, ti puoi mettere... Sì, lo sgabello. C'è il divano o lo sgabello, non ti preoccupare, potete stare qua insieme a noi. Come stai, Massimo Fiore? Che non ci vediamo da un sacco di tempo. Ah, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Va bene. Sono un po' stasera un po'. Vabbè, non ti alluvionato, non ti preoccupare. Allora, io direi a questo punto di cantare anche tu un bellissimo brano. Quale ci fai ascoltare? Anche perché è rimasto gli ultimi 25 minuti. Amore quindi... una mamma. Dai, un brano molto bello, lo dedichiamo a tutte le mamme in ascolto? Sì. Dai. Mamma non vi giorno, ci figli da notte, non vi ritorna. Se famo la pazzire, fa che sapagano, giorno può capitare. E soffrono, non dormono, pregano a Dio che giorno che non succede niente. Paramo dolci cadette, voti in città, nessuna vita ogni giorno la carta. Hanno giurato cosa manca, portano hanno ristamette, a che sta sua voce hanno scelto sta vita dell'anno capa. Non voglio più tornare che da vita che sta cacca. Alla catania ti prego non ne giudica, sono tutte biglietti che io. Non la fa amore niente, spidammi se che bravo le che c'è io, se lo compagna da libero pazza la papà, non so può perdonare. La mamma sta preoccupata, se sento rumore, una serena appicciata. Si pagasse una buonanza, da un momento con le sue si è fermate. E chiamano, non sapeva dove stare, sentire la voce, ritorna da poter vivere. Compana motocicletta, potete città, nessuna vita ogni giorno la carta. Hanno giurato cosa manca, portano ristamette, a che sta tua voce hanno scelto sta vita dell'anno capa. Non voglio più tornare che da vita che sta capa. Alla catania ti prego non ne giudica, sono tutte biglietti che io. Ma non la fa amore niente, veda ma se che bravo le che c'è che io, se lo compagna da dita non fatta capabana, non so può perdonare. Non voglio più tornare che da vita che sta cacca. Alla catania ti prego non ne giudica, su tutti i biglietti che io. E non la fa amore niente, spiega ma se che bravo le che c'è che io, se lo compagnato di te l'ho fatta capabana, non so può perdonare. Massimo Fiore, fratello Massimo, Ogone la mamma. Grazie. Va bene, Patrizio torna qui, andiamo. Allora questo ballo dedichiamo a Stampo Freschilla, un bacio. Quale brano vuoi fare? Nata meglio me. Nata meglio me. Dedicato al mio padrino Alessandro Pugliesi. Sì. E al mio fratellino Nino. Ok, e ricordiamo come sempre ragazzi, Autovip. No. Sempre. Ah, va bene. Vai. Andiamo. Lucy. Vai Sandy!
la coppia perfetta noi sempre più innamorate voi quando facciamo amore stasera ci sulla pelle noi prigionieri dello stesso respiro mezza vita passiamo vicino quanti libri da storia d'amore prima basta e dove noi di cara pazza noi e poi all'improvviso poi dice grande storia l'amore con me tu non troverai bene che ti regalo corella di me a non ti fa manca mai niente quello che c'era che ti contento asciutto tutto marina tu non troverai bene che tutti i giorni sanno amore te ti fa sentire importante ti fa scoppiare amore ritto una vita nuova da te aspettiamo l'abbracciate mezza vita passiamo vicino quanti libri da storia d'amore prima volta si sempre noi prigionieri dello stesso respiro mezza vita passiamo vicino quanti libri da storia d'amore prima volta era per noi di cara pazza noi e poi all'improvviso mi dice fermato e perché l'amore con me mannaggia tu non troverai bene che ti regalo corella di me che non ti fa mancare niente quello che c'era che da contento asciutto tutto marina tu non troverai bene che tutti i giorni sanno amore te ti faccio sentire corazzando ti fa scoppiare amore ritto una vita nuova da te ok grazie applausi a Patrizio grazie Massimo una canzone meravigliosa questa di Mauro Nardi che insomma è bella ci dà anche tanta allegria. Sonny riprenditi 2 minuti perché stai ringraziamo ancora gli sponsor certo volevo fare proprio questo e Antonio facciamo un grande applauso anche per loro certo che sì voglio ricordare sempre a tutti Auto VIP ragazzi a Catania al viale della regione numero 15 qualora dovete noleggiare la vostra auto dovete vendere la vostra auto dovete comprare la vostra auto ma non solo auto intendo anche mezzi a 2 ruote andate proprio da Auto VIP che si trova al viale della regione numero 15 a Catania vi ricordo ancora una volta il numero telefonico sono aperti tutti i giorni appunto potete contattarli al 347 6410 880 tra l'altro perché sono triste questa sera perché si è rotto la macchina e ho coinvolto Patrizio a farlo bene rallentino capisti perché stare non mi potti manco canciare niente diverte vestito adesso lo vai a comprare allora perché l'ho fatto con la scusa che lui viene da noi e io pimpilo la pressione mi gira a cattare la macchina pimpilo vabbè intanto la noleggi fino a quando non la sistemi bravo fino a quando non la sistemi domani c'è pronto vabbè senti tu devi dire sì
Vabbè, certo che allora ma state tutti i zitti. giorni. Vabbè, già romani va a dare 50 euro da banda già ce l'abbiamo in noleggiata, è bianco. Va bene, dai. Cantiamo Massimo perché Abbiamo è una rimasto banda un quarto forte, d'ora, quindi dobbiamo 150. sbrigarci, non ci perdiamo in chiacchiere. Quale cantiamo? ok. Quale cantiamo? Già Già lo sa, già lui lo Vabbè, sa. andiamo con Massimo Fiore. Giuro ti amo, non è una bugia. Giuro ti amo, tu sei vita mia. E niente buona ci potesse fare la cassa. Io vi vedere, tu sei azziccato, fa forte in sto cuore. Te l'hai pigliato, senza far rumore. Se non ci stesse, giuro vita mia, io ti inventavo la cassa. Ti amo, ti amo, ti amo. A bocca sta sto mondo che sono te. Si bello, si bello, si bello. Nessuno a sto mondo ti passo come io. E mi innamore di tutti i giorni. Una coppia perfetta sempre io e te. Due corpi in un'anima sola. Non ci potevo stare lontano tutti e due. Quando ci appiccica mi passa malata per il cazzo quando ci appiccica mi proprio la mi viene a me che so pagazzi quando mi passa mi fa tutto cielo quante emozioni brighivo di papelle mi pare ancora primo giorno quando ti ho incontrato niente cagnato sapore canto con forza con mio mare è un romanzo ma non tiene fine una cosa sola mi manda per dare devi chiarire le sciambe ti amo, ti amo, ti amo a bocca sta sto mondo che sono pazzi si bello, si bello, si bello nessuno a sto mondo ti passo come io e mi innamore di tutti i giorni una coppia perfetta sempre io e te due corpi in un'anima sola non ci potevo stare lontano tutti e due quando ci appiccica mi passa malata per il cazzo quando ci appiccica mi proprio la mi viene a me che so pagazzi quando ci appiccica mi passa malata per il cazzo quando ci appiccica mi proprio la mi viene a me che so pagazzi sul cielo vuoi sedere che so pazzi che so pazzi Grande Massimo. Massimo Ma l'ha Fiore. capito adesso la canzone, l'hai capito? Bella lei. Patrizio, torna qua. Vieni. Che abbiamo un altro brano da fare. Massimo, ti vuoi vedere Qua più non- allegro, Massimo, hai non ragione. non vi Lo sai faccio cosa è successo? notare. Mi sento un po' in colpa, ti dico la verità. Perché è andato a Lentini per prendere una serata e giusto, è rimasto a piedi. Quindi è andato a prendere una serata per Sì. lavorare insieme. E vabbè, dai. Ci toccava o no a venirmi a pigliare? Ci toccava senza chiedergli Picchi, manco un picchiamo la euro. conta, allora Manco picchiamo. per chiedergli l'acconto. Cioè, manco soldi gli devi chiedere. Fateli mettere nel conto della serata sti soldi. No, che ma tanto già dici. sono là. Ah, ok. Già Quindi, sono radiate. insomma, Tipo che ti radizzati. compri una macchina e io ci vicirata io. Padri, Certo. te tocca, vieni qua, dai. Io voglio fare una grande canzone che Massimo è una canzone che lo possiamo dire insieme. Vieni qua. Vediamo se la sai già. Ho sognato che tu dolcemente. Questa è una canzone che veramente sta dando tantissimo successo su TikTok. Sì. È una canzone che l'ho incisa nell'anno 2004 Ok. e credimi Mary, l'altro giorno ho aperto TikTok, ho visto
cose della Luna. Sì. Ma non è mai troppo tardi, possibilmente il 2004 non era l'anno e l'anno è il 2024. Ma ora la stiamo rifacendo La di nuovo. state riarrangiando? Sì, riarrangiando, sì. Ok, quindi ci sarà la nuova versione. Sì. Quindi quando uscirà? 2.0. Quando uscirà? Ma sono fra 2 settimane, versione. fra 2 settimane. 2 o 3 settimane massimo. Perché poi c'ho anche 2 organizzando anche i video, capito? che Nino mi ha fatto registrare, tutte 2 belle canzoni che poi le facciamo ascoltare qui su Bella Radio. Quindi ci sono 3 brani in uscita Sì. a questo punto. Ma E adesso 2 io. E 2 di Massi. Quindi siamo io. vabbè, Tu facciamo 3 Patrizio, 2 Massimo, 5. Abbiamo fatto cinquina. E più un duetto. Quindi 6. Tombola. Ma adesso quale facciamo? La versione del 2004, Sì, giusto? sì. In attesa dell'uscita del 2024 stiamo parlando del brano E poi non lo so se uscirà una canzone per... Non lanciate troppe cose, andiamo. Vai Giorgio, alza. Ho sognato che tu dolcemente con le mani andavi giù. Io volevo piano ero piacere, non avevo niente più. Eri bella da morire, il tuo profumo sensuale mi faceva perdere la ragione. Ma che femmina sei tu. Dire non sono solamente, ma scendavo e non ci stivo. Ti indecuvetto già le rose, io stavo solo senza te. Mi rotella allora in gola e di tua scuola non ce l'ho che tu. E non respiro tutta voglia che voglio fare amore con te. Nessuno come te sape fa amore, ma che femmina sei tu. Dire non sono solamente, ma scendavo e non ci stivo. Ti indecuvetto già le rose, io stavo solo senza te. Mi rotella allora in gola e di tua scuola non ce l'ho che tu. E non respiro tutta voglia che voglio fare amore con te. Grazie, Patrizio. 2004 ragazzi. E non solo, con questa canzone mi stanno chiamando tutti. Nel 2024 ci sarà la nuova uscita. È vero. Dopo 20 anni. 20 anni dopo. Non è mai troppo tardi, come si suol dire. Vedi, questo rappresenta come solo un brano, magari nel sponnare. momento no. Sì, dai. C'è scrivere la canzone. Ma tu a me faccio stare dalla capo. Ho sognato che tu dolcemente. Si spacca, è entrata nella testa. Neanche lo sapevo. È entrata nella testa. Eppure ti dico che mi contattano tanti per questa canzone. Non è bello? Perché sai che poi mi vesti? Vai, va. Ma se Vieni avessi qua. quattro. Cantiamo, io con lei, che ne dici? Io con lei. Dai, Massimo Fiore. Non è servuto giurare niente,
pieno cuore e sentimento, però stasera non si brava recita troppo danata, scusa non mi tentare. Io sto con lei su una camurata, non voglio fare ancora peccate, mattina a casa ti prego, non mi provoca, non mi faccio sbagliare. Io con lei, tu con lui, una storia a metà, quando tempo durerà, trova forza in cielo stasera, chiediamo a lei, tutto sembra normale, lo sai, non sospetta mai niente di noi, non ce la faccio, non la posso lasciare. Mi sentono prigionieri, non trovo porto pace, non so quando comienzo caccia fatta a dire, ma non ce la faccio a non lasciare. Se non si comanda e il sentimento non ne può cambiare, mi sento che sto sbagliando, ma è più forte me, sono innamorato di tutte e due, tutte mi sento una cosa, mi fa morire quando mi va a casa, con lei è tutto perfetto, pure di dentro mi sa può fa morire, io con lei, con lui una storia a metà, quando tempo durerà, trova forza in cielo stasera, tieniamo a lei, tutto sembra normale, lei lo sa, non posso spiegare se niente di noi, non ce la faccio, non la posso lasciare. Grazie. Vai. Remix. Vai Patrizio. Siete perdessi. Per tutti gli innamorati. Siete perdessi. Non so come faccio. Dedicato alla grande famiglia Pugliesi. Mio padrino Alessandro e mio fratello Nino. E a tutta l'equipe dell'Auto VIP. Mi associo. La grande famiglia. Dimmi cosa resterà se questa storia un giorno finirà. Dimmi cosa mai farò, non ci voglio mai pensare, sto male, t'ho giurato. Dimmi cosa resterà, mai volessi raccontare, se t'avessi perdere, quando male che mi fa, stasera. Che male mi fai. Se ti perdessi di che facessi, che sta vita la ci regalassi, non posso niente perché tu sei tutto, se per me è tutto il mio respiro, ti amo, sei tutta vita mia, che ti sembra prima pensiero che mi viene dall'uomo. Io morirei, t'ho giuro, se non daresti a te. Se ti perdessi non sarebbe più niente, fosse un cielo senza più l'azzurro,
forse te ne pentirai, forse te ne pentirai, forse ci ripenserai, o forse ci ripenserai, a dove non può tornare, io sono sicuro, che tu torna a dove se ti perdessi di poco facesse, io che sta vita la ce ne regalasse, non posso niente perché tu sei tutta, io per me è tutto il mio destino, ti amo, sei tutta vita mia, tu sei sempre prima pensiero che mi viene dall'occhio, io morisco, ti giuro, se non dovessi a tenere, se ti perdessi non sarei più niente, forse un cielo senza più l'azzurro, una coppa senza più colore, un film brutto senza venuto bene, io che facessi, se mi perdessi a te, se mi perdessi a te, io che facessi se perdessi a te, questo con mano c'era senza più l'azzurro, ma con baleno senza più colore, perché ti amo. Grazie. Vai Patrizio, Bellissimo. vai fratello, sempre Allora, il top. Abbiamo l'ultimo brano, però prima di andare con l'ultimo brano venite qua ragazzi perché dobbiamo ricapitolare tutto. Dobbiamo andare a rifare tutti i ringraziamenti e tutti i saluti e tutto il resto. Allora c'era Ale che doveva fare qualche salutino, giusto Ale? Sì, sì. Vai. Allora noi salutiamo e abbracciamo tutti i nostri clienti e anche gli operai che purtroppo sono a casa e non sono potuti venire. Immagina tutti nostri- quanti qui, siete un'equipe I immensa. nostri collaboratori, Sì, sì, sì. salutiamo Certo. anche la Sport Cars che si trova alla Circonvallazione, Viale Marco Certo. Polo 72, gli operai, Anna e Ciccio e tutti i nostri clienti affezionati. Assolutamente. Un grosso abbraccio da parte nostra. Io voglio- abbracciamo tutti. Io voglio ricordare ragazzi, Auto VIP, abbiamo parlato tanto di loro, Alessandro e Antonino Puglisi, noi ve lo ricordiamo ancora una volta, se dovete vendere la vostra macchina, comprare la vostra macchina, affittare la vostra macchina, ma non solo i mezzi a 4 ruote ma anche quelli a 2 ruote, il consiglio che noi sentiamo di darci, ma perché li conosciamo e sappiamo che sono affidabili e soprattutto hanno la serietà, è quello di andare proprio da Autovip che si trova al Viale della Regione a Catania. Non state lì troppo a pensarci, andate, parlate con loro, provateli e avrete la vostra risposta e vedrete che tutto quello di cui stiamo parlando è assolutamente realtà. Loro sono aperti tutti i giorni, potete andare tranquillamente, vi ricordo ancora una volta il numero telefonico, potete contattarli al 347 6410 880. Raga, per tutto Autovip, il nostro consiglio è questo. Noi ragazzi vi ringraziamo per aver organizzato. Veloce. Certo, Saluto poi. di nuovo mio zio Alessandro Marini e mia zia Gloria che ci stanno ascoltando da casa e tutti gli operai. Mi associo. Assolutamente. Noi vi ringraziamo per aver organizzato questa bellissima serata perché Io siete ringrazio stati voi gli organizzatori. Salutiamo tutto il pubblico che ci ha seguito da casa perché si sarà divertito. Salutiamo Francesca che purtroppo è dovuta andare via. Massimo Fiore e Patrizio che andranno a concludere. Facendo un board. Un bacio a tutti. Buonanotte. Ci vediamo alla prossima, buonanotte. A come portate che stasera muovo palla stanza ma moglie, guarda quelle tue amiche insieme, già con l'occhio ci stanno chiamando, non c'è una morte, non è reato di facemmo sto peccato, e poi che l'altra mai sapere che l'ho tradita, non è una storia che è durata tanto tempo, e ora già io sto battendo, stasera parlo che mattina non mi piegherò, a lunedì lo ci faccio tu prenda l'ora, ogni suo corpo provocante che ci passa, Patrizio
questa sera è fatta. I suoi modi di fare mi fa girare la pelle senza la nuda. Con il suo viso perfetto mi dice che sfalla maronna per sì. La serata ce ne sto morendo proprio alla scena sporca per un setto penso ancora non va fare mai sta in mano da toia ma si carannano non lo sai e stasera mia voglio bambore lascia non porta non è reato si face ma sto peccato e poi che l'altra mai sapere che l'altra non è una storia che dura da tanto tempo fiore già io sto stasera ballo insieme a chi le non va bene fermo a una stella ci faccio tormenta l'ora con il suo corpo provocante facci pazza Adricio questa sera è fatta i suoi modi di fare mi fa girare la pelle senza la nuda con il suo viso perfetto un fisico che spalla maronna per sì. lascia non porta non è reato si face ma sto peccato e poi che l'altra mai sapere che l'altra dirita non è una storia che dura da tanto tempo fiore già io sto impazzendo i suoi modi di fare mi fa girare la pelle senza la nuda con il suo viso perfetto un fisico che spalla maronna per sì.